giornate belle perché quando fai degli eventi del genere porti tanta gente da tutta Europa nella città dove sei nato, nella città che ami, porti gente poi come Marco, Stefano, Vincenzo a condividere la passione che hanno questi bambini è sempre un piacere e un onore. Da 15 anni ormai è un evento che a Palermo si aspetta e che la gente aspetta e quindi non posso essere altro che essere fiero di quello che stiamo facendo. Parlavamo prima di come la nazionale italiana abbia faticato un pochino gli europei e abbiamo già sviscerato un po' quelle sono le tematiche dei giovani, ma cosa possono fare le piccole realtà anche locali siciliane per far emergere i giovani talenti che magari hanno anche delle difficoltà economiche a venire fuori da realtà anche complicate? Guarda, la chiave è semplice, la chiave è investire su dei tecnici preparati a cui non devi andare a dare le 20 euro, le 100 euro, perché se vuoi una persona preparata che ti forma il ragazzo come giusto che sia, devi investire su quelle persone lì. Non pagare e svenarti sulle prime squadre, risparmiare sulle prime squadre e pagare veramente chi sta sotto, perché il lavoro viene fatto sotto, e quindi fare un percorso, una crescita con gente preparata che poi ti porta il prodotto finale in prima squadra. Quindi quello che paghi in prima squadra, butti in prima squadra, lo investi nel settore in 5-6 anni, pure se te ne escono 3 hai recuperato l'investimento. Francesco, all'estero lanciano i giovani, danno la possibilità loro di mettersi in mostra e anche di sbagliare. In Italia invece si fa fatica a lanciare i giovani, da osservatore esterno ma anche da rappresentante, ovviamente figura coinvolta ecco, nel camp. Ti sei dato un'idea di questa fatica, no, che fa l'Italia a lanciare i giovani? Ma io penso che non sia un problema solo dell'Italia, è un problema in generale a livello europeo. Dico, noi in Belgio, io mi imbatto anche nelle stesse problematiche, dipende solo dal coraggio dell'allenatore e della società. Se hai una società forte che crede nell'allenatore, nel lavoro dell'allenatore e protegge il ragazzino dallo sbaglio, allora sicuramente si arriva a quello che dici tu, a creare veramente il lancio di questi giovani e farli giocare. Se la società purtroppo dietro non ti appoggia, è chiaro che la pressione è maggiore, quindi si va su quest'onda negativa di non far giocare i giovani. Fino a 25-26 anni il portiere o il ragazzino è ancora giovane. Stessa domanda che ho fatto anche a Marco e Stefano, c'è un aspetto, una caratteristica dei ragazzi in questi giorni che ti ha particolarmente colpito, un dettaglio, no? Che magari vale la pena sottolineare? Sì, tu calcola che sono ragazzi che vengono da temperature abbastanza fredde e quindi vederli lavorare con delle temperature abbastanza hot qui a Palermo danno veramente il 110%, uno perché sanno che sono allenati da professionisti e quindi hanno a che fare con delle metodologie diverse rispetto a quelle che ci sono all'estero. Poi avere dei campioni come Marco e Stefano e Mister Di Palma che ci ha dato l'onore come ogni anno di essere presenti, è chiaro che è una marcia in più e quindi questi ragazzi stanno dando veramente il massimo e la voglia è la cosa che mi ha stupito questa settimana. Ultima cosa, ormai da 2 anni a Palermo c'è una società importante come City Group che lavora anche tantissimo nel mondo dei giovani ma ha portato anche delle nuove metodologie di lavoro. Cosa può, cosa può portare il City Group come mentalità anche in una società come quella palermitana della Sicilia che magari ha una metodologia un po' diversa di lavoro, rispetto molto italiana. Io penso che il City Group, come hai detto tu, può già portare un'apertura mentale che io sono palermitano, a Palermo non è facile cambiare, ci piace seguire le abitudini, no? Io penso che già il City Group in 2 anni ha fatto tanti cambiamenti, dal centro sportivo che è stato creato al settore giovanile, stanno iniziando a creare su dei ragazzi palermitani e non prendere gente da fuori, quindi questo vuol dire che già l'impronta l'hanno messa, stanno mettendo delle persone competenti all'interno della società, stanno investendo sul settore giovanile con gente competente, quindi io penso che oggi già il cambiamento si può iniziare a vedere. È chiaro che bisogna essere pazienti, ci sono dei percorsi da fare per ottenere dei risultati importanti. Grazie mille. Una la posso fare anch'io, Vai. che può interessare anche i colleghi. Questa è la 15ª edizione, ma è il primo anno in cui realmente riusciamo come European Social Camp ad aprirci al territorio. Veramente tu per 15 anni hai fatto turismo praticamente senza realmente riuscire a far vedere le bellezze, hai sempre provato perché li porti qui gli ospiti stranieri. Quest'anno invece grazie
con i terracini e anche a Palermo gli ospiti hanno fatto dei giri per la città e quindi si sono innamorati di Palermo e del Palermo perché sono stati anche allo stadio. Da palermitano questo per te cosa può? Diciamo che parlando di percorso e di pazienza del percorso, io sono stato presente per 15 anni e quindi al 15 anni abbiamo raccolto forse quello che abbiamo seminato, essere ricevuti dal Palermo in modo ufficiale e non ufficioso è un grande traguardo, aver avuto un impatto col comune di Terrasini che ci ha aperto i cancelli dello stadio, ci ha messo a disposizione dei pullman per poter portare questa gente a vedere le bellezze della nostra terra, venire ieri a Palermo con tantissime persone, ho fatto il primo giro a guida turistica perché ne vado fiero, non me ne vergogno a dirlo, ragazzi noi dobbiamo fare questo, cioè Palermo non deve essere vista nel mondo per le cose negative, perché io da palermitano credimi che quando sono all'estero sappiamo tutti quello che mi dicono, la prima parola qual è. Io spero che con tanti granelli di sabbia come quelli nostri riusciamo a far vedere Palermo legata al calcio, legata alle bellezze e non a quello schifo che si chiama mafia.